brutto. Ora tu probabilmente scriverai sotto questo reel: questo è un maledetto, lo voglio, speriamo che gli succeda una cosa bruttissima a questo ragazzo, a questo rapper. No, vai a masturbarti, oppure vai, accendi la PlayStation, gioca al tuo gioco preferito. Messaggi fratello. per la salute. Ma guardati un video di Ciccio Gamer che si apre l'hamburgeria, che fosse, cioè, tranquillo. Se fossi stato a Milano, secondo te, se fossi tu stato a Milano rispetto a Catania, saresti emerso meglio? Ma capace ero un pupazzo, capace che facevo gang, Tipo Anna la Pepe. pistola. Quindi nessun rimpianto. No, allora, probabilmente morirò povero. Ok, povero, pazzo e disgraziato, probabilmente. Però minchia, bello. Cioè, io quando ho una soddisfazione, è una grande soddisfazione, capito che ti voglio dire? Se mi entrano dei soldi con la musica, chiaro, non sono ricco, però minchia, sono entrati dei soldi con la musica che voglio io. Sì, sono stato anche a trans. Non era questa la domanda? Taglia. Dai quartieri catanesi ai quartieri di Palermo. Oggi, in questo tavolo, la trilogia di 3 città importanti siciliane: Palermo, Catania e Messina. Ai microfoni dello Sperone Podcast abbiamo il piacere di presentare colui che ha scritto la storia del rap in Sicilia. Signori e signore, con un forte applauso, qui con noi, l'Elfo. Grazie, veramente. Grazie, la presentazione è stata super. Ti è piaciuta? Gentilissimo, veramente, grazie. No, ci tenevo a farla perché innanzitutto grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Che insomma si è alzato stamattina per partire, è partito da Catania stamattina, purtroppo per le strade. Ale, già possiamo parlare di geopolitica quasi con le strade che ci abbiamo in Sicilia. Infatti parlavamo di questo prima, abbiamo avuto modo di conoscerci prima di questa intervista e devo dire che la strada era abbastanza, insomma, problematica come tutte le nostre autostrade in Sicilia, devo dire, però sono qui. Tu sei partito stamattina da Messina, l'Elfo Luca, che adesso ci arriviamo, è partito da Catania e diciamo insomma che rappresentiamo in questo triangolo, che può rappresentare anche la Sicilia, in questo tavolo triangolare, rappresentiamo insomma a tutti gli effetti quello che è un podcast completamente siciliano fatto da siciliani. Omogeneo. Lo possiamo dire. Sì. Innanzitutto come stai, Luca? Bene, grazie. Oggi stranamente mi sento benino, cioè sto a posto. Tanto per, come si dice, rompere il ghiaccio, no? Un Forza Palermo, te la senti di dirlo? Ma perché no? Per la città di Palermo, Forza Catania, Forza Palermo. Ovviamente, scherzo, ma Forza Catania, Forza Ma Sicilia, voglio, io Forza Messina. sono molto aperto a questo, per me, cioè la roba del calcio non intacca minimamente. No, Anzi, ci auguriamo di vedere presto una città siciliana in Serie A, perché almeno uno ha anche il piacere di sentir parlare una città siciliana nelle Serie A, ecco, quindi questo sicuramente è importante. Ci sono stati degli anni addirittura dove Catania, Messina e Palermo, credo era il Assolutamente. 2004, forse eravamo piccolini, erano tutti e tre in Serie A. Tu eri piccolino, io te ricordi, non sono neanche molto fanatico di calcio, però mi ricordo chiaramente che il Catania ha avuto tempi. Voi innanzitutto Luca, tu di che anno sei? Io sono del 1990. Quindi 30, Sentiamo già tipo 35, 36 anni, 36 annuzzi, sì. 36 anni. L'era giurassica, possiamo dire, perché a volte quando dico pure io 1990 già si sente l'era giurassica, sai che c'è questo trend su TikTok, no? Ah sì, ho in visto. cui già c'è poi la musica. Esatto. Bravissimo, si vede che è un cantante a orecchio, vedi subito. E allora, tanto per partire e dare una linea temporale al solito in questa puntata, Elfo, da cosa nasce questo nome? Quando ero ragazzino, quindi anni 2000, tutti i nomi d'arte, tutti i nickname che avevano tutti i ragazzi di strada erano sempre nomi di animali in inglese. Okay. C'era Wolf, c'era Shark, c'era Tiger, Canguro, tutti gli animali in inglese. Io siccome non volevo un nome come gli altri, perché già quando ero bambino avevo questa cosa, minchia, voglio andare controcorrente, non mi piace quando gli altri fanno tutte le cose uguali. E da lì mi sono ispirato al Signore degli Anelli, con l'Elfo. Mi piaceva tanto il nome. Legolas. Esatto, con Legolas. Mi sono chiamato l'Elfo appunto per distinguermi un po' dalla massa, anche perché insomma l'Elfo è un personaggio magico, mistico, che ha dei superpoteri. Forte anche, no? E lo collego molto alla mia personalità anche. Sì, no? alla personalità che ho nella che musica. Tu sei un po' fuori gli schemi, no? Io ti fuori seguo... di testa, Gioacchino, completamente. Io ti seguo da tanti anni,
forse dai primi tuoi successi, se così possiamo, credo risaliamo a 7-8 anni fa, può essere? Sì, 7-8 giusto, anni fa. giustissimo. E devo dire che comunque hai, insomma, veramente fatto un bel percorso, soprattutto, come ho detto in presentazione, sei stato uno che ha aperto le porte a quello che è il rap in Sicilia, e va detta questa cosa qua perché innanzitutto quei tempi lì, quindi parliamo di 7-8 anni fa, era già un po' anche prematuro il mondo rap nella scena italiana. Immaginate in Sicilia, Mamma. che siamo ancora oggi in un abisso praticamente remoto. Come hai vissuto quegli anni, Luca? Allora, ti dico anche di più, torno ancora più indietro, ragazzi, Ok. e vi racconto proprio quando io ho iniziato Esatto, ad amare il rap e quando ho iniziato a farlo. Parliamo che erano appunto quei tempi, i 2000. Io ho iniziato a fare, insomma, i primi freestyle, credo, nel 2004, avevo 14 anni. Quindi bambino proprio. Considera 2004, fare freestyle a Catania, la gente di Catania che ti guardava, volavano insulti, ma giustamente perché non avevano idea di quello che tu stavi facendo, sì. eri anche vestito un po', cioè almeno parlo per me perché ai tempi il rap, che io vengo dal rap nato nei centri sociali, se vogliamo, no? Quindi chiaramente l'immagine era di uno zingaro, cioè tra me e un barbone, per le persone non c'era nessuna differenza. Scusa, dato che comunque era qualcosa di, chiamiamolo anomalo a quei tempi, da cosa prendi l'ispirazione per poi diventare, anzi già a 14 anni per iniziare a fare il rap? Cioè da cosa ti ispiri? Io frate ho iniziato a fare il rap perché mi sono innamorato perdutamente di questa cosa. Ma di hai questo ascoltato un mondo. brano, hai visto un artista? Sì, mi Cioè, ricordo. da cosa parte? Innanzitutto il mio approccio è nato con la musica, perché mi ricordo che da piccolo, quando ero in macchina con mio padre ascoltava tanto Lucio Battisti, no? Ok. E da lì mi è nata comunque percepivo che io avevo dentro una sorta di sensibilità, che magari certe note, certe frasi, certe melodie di Lucio Battisti mi colpivano tanto. E dicevo, le cose sono due, o qualche problema agli ormoni, oppure sono un ragazzo molto sensibile con la musica. Quindi io lì mi sono già innamorato della comunicazione musicale. Ok. E da lì poi mi pare io attraverso MTV, c'erano i tempi Backstreet Boys che andavano su MTV, eccetera, eccetera. E ho visto anche Eminem. Insomma, la cosa proprio è diventata proprio un amore a prima vista. Mi sono completamente innamorato del mondo dell'hip hop, anche perché già inconsapevolmente amavo molto lo skate, mi piaceva la breakdance. Quindi tutto quello stile, diciamo, come Urban, se vogliamo urban. Sì, ero già innamorato, io neanche sapevo che cos'era il rap, però già ero attratto, non solo Sì, perché in neanche realtà io credo che poi, così come un po' tante cose, c'è chi ce l'ha dentro, no? Ci nasci più che diventare. Cioè, quello che ho percepito è che, ad esempio, personalità come le tue, anche vedendo qualche intervista, amano e sentono il rap qualcosa di proprio, a differenza di magari chi costruisce un personaggio rap, perché comunque Sì. c'è da dire che oggi, insomma, soprattutto con l'avvento dei social, con l'avvento anche di svariate tecnologie, no? Si dà più importanza all'immagine, perché poi fondamentalmente quello che è il rap, o l'essenza del rap, o di tutto quello stile là, diciamo che un pochettino si è dispersa. Sto dicendo delle minchiate o... Stai dicendo, frate, cose giustissime, ti giuro. Io cerco di vedere sempre il mondo da No, visione da proprio, tutti i lati. visione clean, sei stato bravissimo. Sì, comunque io faccio parte di quella nicchia di persone che comunque se parla di rap non sta parlando di un genere musicale, ma della cosa che mi ha salvato la vita, perché io veramente... Diciamo appunto su questo tema mi introduco io perché diciamo che il rap è una tela bianca, no? Che poi ognuno di noi la costruisce a modo suo, però il fatto che tu ti dai un nome, il nome è quello che ti accompagna tutta la vita, no? E in questo caso te lo sei scelto tu, non te l'hanno dato come il nome di origine, che è Rosario Luca, se non erro. Sì. E proprio questa tela che tu incominci a costruirti attorno a te stessa senza volerlo, perché poi l'hai fatto senza volerlo, cioè con una voglia di partecipare, di dire la tua al mondo, no? Che è quello dell'ambiente musicale catanese in questo caso, che poi è diventato anche interregionale, se così possiamo definirlo, e il nome è l'elfo, che deriva dal famoso Legolas del Signore degli Anelli, quindi questa trilogia che sicuramente ha impattato un po' anche sul tuo modo di vedere le cose, Sì, sulla ha tua voglia. fantasia. Però c'è un altro lato che noi a volte non andiamo a guardare, che è il lato emotivo di chi canta, in questo caso appunto di Luca. Il lato emotivo riguarda sicuramente un aspetto che è quello l'infanzia e l'adolescenza. Secondo me è quello il bivio che ha formato la tua persona, come tutte noi, ma soprattutto te nel campo artistico, secondo te? Sì, allora io quando ero ragazzino, ora non voglio entrare molto, diciamo, a rompervi le palle con tutta la mia vita, la mia
storia, però diciamo che vengo da una famiglia molto molto complessa. Per dirla. Infatti una delle domande era capire la tua infanzia, come è stata. E i miei genitori sono bravissimi, innanzitutto i miei genitori sono bravissime persone che hanno sempre puntato all'istruzione e persone che hanno sempre puntato al lavoro. Allo stesso tempo però il clima in casa è sempre stato molto pesante, molto molto pesante, quindi proprio io avevo bisogno di qualcosa per sfogare i mostri che avevo raccolto dentro. E il rap è come se io mi sento un predestinato, perché io appena ho iniziato a capire che esisteva il freestyle, il rap, tu potevi sputare al microfono tutto quello che avevi dentro facendolo in rima, con un certo stile, con una certa metrica, io mi sono totalmente innamorato. Perché per me era paradiso. Ho detto, io non ho mai fatto il rap perché pensavo forse diventa un lavoro. Ma che lavoro, bro? Negli anni 2000 io pensavo anzi che non avrei mai fatto nulla. Cioè, grazie a Dio oggi sono molto grato perché la gente come te, come voi, insomma, come il mio pubblico, mi riconosce dopo tantissimi anni che sono la storia, che ho fatto tante cose, ed è una cosa bellissima che non do mai per scontata. Infatti anche quando oggi la gente mi segue, mi chiedono la foto, io dico wow, cioè a me ancora mi chiedi la foto, bro. Certo, sei un simbolo, sei stato la mia infanzia e sarei sempre nella mia vita, è bellissimo. Vabbè, perché parli al passato però? Oggi non ti senti più, diciamo così, in tiro come qualche anno fa? No, sono super in forma in realtà, mi sento ma io lo percepisco, a livello di energie, sì, cioè, mi arriva. Semplicemente mi sono completamente distaccato a livello umano e anche di anima a quello che la gente oggi chiama rap. Io non faccio parte di questa situazione. Cos'è il rap allora? Il rap è quella roba marcia che ha aiutato persone col marcio dentro come me a vivere una vita serena, anche se tra virgolette. A me mi ha salvato veramente la vita. Quindi quando io oggi vedo il rap associato a quell'artista rap è forte solo perché viene sempre spinto dalle fanpage, spinto dai magazine, eccetera, eccetera, dai riflettori, non è cioè a me, io voglio discostarmi completamente e mi sono rotto anche i coglioni dell'ipocrisia che c'è oggi. Basta, quello quando viene pompato una cosa così non è rap, sono spettacoli per ragazzini, per gente che è sempre con i social e per gente che guarda solo i numeri. Il rap è una cosa talmente immensa che va oltre tutto questo. Infatti su Vanity Fair, ti interrompo per dirti che aveva lasciato un'intervista da breve in cui si parlava proprio di una domanda specifica sui social, no? Che cosa ne pensava, soprattutto dell'era TikTok, dell'era in cui i follower, influencer e tutto quello che ne scaturisce nel bene e nel male, forse più nel male che nel bene, però questo lo lasciamo decidere al pubblico. E cosa ne pensi effettivamente di questo rapporto con i social, no? Ecco, che ormai è diventato, condiziona la nostra vita, spesso il cellulare è diventato una parte del nostro organismo, quando usciamo non guardiamo più se abbiamo il portafoglio, le chiavi, la prima cosa che è il telefono, e se non lo troviamo incominciamo a dare nel panico, no? Molto spesso questo accade, però effettivamente Luca, che cosa ne pensi dei social? I social sono una grande risorsa ma anche un pericolo incredibile. Un pericolo allucinante perché i social hanno completamente bombardato la testa di bambini, maggiorenni, persone di età avanzata, li hanno completamente rincoglioniti. C'è gente, vi dico anche di più, quando una persona diciamo non è psicologicamente diciamo stabile, i social fanno ancora più male. Sì, lo dico anche per me, io non sto bene di testa, io comunque ho vari problemi veramente di disturbi della personalità, realmente, non per dire io sono matto, no. Realmente, e ti posso dire che anche io certe volte ho paura del telefono, certe volte dico senti pressioni, sì, tipo lo poso e magari preferisco giocare alla PlayStation perché il telefono mi crea veramente paura, perché noto che a volte mi manda dei flash in realtà testa. questo credo che sia una tematica importante, cioè proprio si può dire, perché a tutti gli effetti è una violenza quella che si va a vivere. Praticamente ormai vedo che le cose vanno sempre degenerando. Come il cyberbullismo che abbiamo già trattato. Sì, a tutti gli effetti, lo vedo sotto i miei video, lo vedo sotto i video di tantissimi. Sì. Infatti lui risponde precisamente così, dichiara: fosse per me butterei via tutto. È vero. Odio la foga delle persone diventare famose senza motivo. L'ho detto io cerco di prendere i social come andrebbero presi, con leggerezza. E allo stesso tempo lui ha appena aggiunto: io effettivamente ammetto di soffrire di alcuni disturbi, cosa ormai palese che in moltissime persone ci sono disturbi della personalità e quant'altro. E il fatto di poterli ammettere ti rende libero. Sì, e quindi lui con libertà dice: sì, io ce l'ho sto problema. Esatto. Sì, molti non lo dicono. Ho bisogno di essere messo. Allora, vi dico anche nella mia natura, io non potrei mai essere un rapper
odierno come vuole il pubblico, perché io ho bisogno di essere me stesso. Io mai riuscirò a mettermi una maschera per essere bello nel social, per essere figo. Io non sono un figo, io sono la persona più marcia e più problematica che esiste in Italia. Quindi non voglio essere l'esempio del wow, che figo, un artista. No, io sono artista nel senso che ho 1000 mostri, ho fatto una vita stile Bukowski, mi sono devastato, ho fatto cose terribili pur di non pensare a tante cose. Cioè questo per me è essere artista, nel mio caso. Con questo non voglio dire che per me un artista vero è la persona che fa cose terribili. la questione è una Però scelta. credo nel senso tipo io davvero, per me proprio è una sofferenza e il rap mi ha veramente aiutato come se fosse un mio carissimo amico. Quindi lo prendo così io. Io in qualche intervista ho visto pure che hai dichiarato, anche qualche podcast, forse sei partecipato solo ad un podcast, può essere? Non so più niente, non mi ricordo manco le mie cose, questo sono io, veramente. Comunque, mi ha colpito il tuo ammettere degli stati di depressione, così. Sì, a voglia, io ho avuto bruttissimi, tuttora io ci combatto. Ma che nascono per cosa questi stati? Io ho un vuoto dentro da quando Sfera ho memoria. familiare. Ho memoria, purtroppo proprio tante volte è come il mio umore è altalenante, ma non tanto per dire, cioè io davvero in questo momento mi sento abbastanza stabile, perché sono con voi, sono molto nel mood, però io ho momenti in cui magari improvvisamente mi sento schiacciato, come se io fossi di troppo nel mondo, nella vita di qualcuno, nel mondo. È come se a volte io dico cioè, come se io fossi sbagliato nel momento sbagliato, nel posto sbagliato, nella dimensione sbagliata, sensazioni quasi di depersonalizzazione. A volte è come se io dentro la mia testa parlo in terza persona, è come se io di come sono euforico e dico magari all'amico mio Manuel andiamo a fare sta cosa, sono felice, improvvisamente ho pensieri molto brutti che riguardano anche me, non so come dirvi, ho molte cose intrusive contro cui combatto, motivo per cui sono io purtroppo con i farmaci, ma anche come effetto placebo. Io per esempio da presso ho un farmaco, è un tranquillante, io magari non lo prendo, capito? Magari anche tra una settimana non prendo niente, prendendo averla accanto è come se dico che le mie personalità saranno al sicuro se questo è una cosa per sicurezza. Nel mondo artistico sono migliaia le persone in passato e nel presente che hanno avuto queste problematiche, no? E aggiungo pure una cosa che è fondamentale: il fatto che un artista, un cantante, un rapper come l'Elfo ammette i propri limiti e soprattutto le proprie problematiche rende grande quella persona. Sicuramente è coraggioso, perché grazie. oggi un mondo in cui viviamo di targetizzazione, in un mondo in cui viviamo appunto di messaggi sempre che tutto deve essere perfetto, tutto esteticamente deve combaciare, deve essere perfetto, invece l'imperfezione rende forse umano il concetto di diversità e soprattutto anche di artista. Per me l'artista è questo. Però una domanda sorge spontanea: chi è oggi l'Elfo? Chi è oggi l'Elfo? Oggi l'Elfo è un ragazzo di 36 anni. Cazzo, ho 36 anni. Cioè io fuori di testa. Comunque un ragazzo di 36 anni che trova ancora l'unica luce nel proprio cammino attraverso il rap. Per questo lo prendo così seriamente, per questo io provoco nei social, per questo io insulto quasi le persone, il pubblico, non me ne frega, perché proprio voglio provocare, perché dobbiamo dire le cose come stanno, dobbiamo andare contro l'industria. Non mi interessa che se io parlando mi chiudo le porte. A me hanno sempre chiuso le porte, a volte, a prescindere. E il momento in cui mi hanno bussato era sempre quando le cose andavano un po' meglio. Infatti se mai dovessi tornare io là sopra, tipo vi faccio un di prima che si avvicina gli do uno schiaffo fortissimo. Però, domanda, perché sei contro l'industria? Perché mascherano quello che è la vera arte, il rap è mascherato. Chiamano rap il pop, chiamano rap i concerti dove ci vanno 18.000 bambine con i papà e la mamma e lo chiamano un concerto rap. Non è questo. Ma io penso, magari in realtà quello che sto dicendo è molto crudo, però io credo che il rap, soprattutto quello che intendi tu, cioè quello real, io credo che quasi per antonomasia sia di nicchia, cioè nel senso non può essere pop. Sì, no? è vero. E però quindi secondo me nell'industria proprio quasi matematicamente non ci può arrivare, Okay. a meno che non hai proprio qualcuno che ti spinge, ma anche lì poi lo vediamo con tutti i big che ci sono Sistema, oggi. dice, tu parli di sistema, praticamente, Secondo che me è quello il che lui denuncia. rap come lo vede lui, ed è correttissimo quello che dice, perché comunque è una forma d'arte a tutti gli effetti. D'altro canto è più imprenditoriale il meccanismo più che artistico, no? Sì, l'80% è imprenditoriale. Poi io non dico che non sono talenti, ragazzi, però perché dobbiamo veramente chiamare rap una persona
truccata nel backstage che deve fare la parte del figo. Io non voglio ascoltare una persona che mi parla di mafia nelle canzoni e poi nella vita reale so benissimo che è un pollo con le patate. Perché dobbiamo dire Perché non sì è a real. queste cose? Ma non è tanto real, non ha senso. Io perché devo ascoltare una cosa che non ha senso? Cioè perché devo ascoltarmi un personaggio? Se parliamo di cinema, certo, figo vedere Tony Montana che fa quelle cose. La vita reale, cioè ecco, ok, facciamola così. Per la maggior parte delle persone oggi il rap è una cosa a parte. No, io faccio il rap, quella è la mia cosa. Lì sto personificando no, vaffanculo. Il rap è legato strettamente alla tua vita reale. Basta queste cazzate. Perché dobbiamo dire sì a tutte queste porcate? C'è da dire sicuramente che poi ognuno ovviamente ha un'interpretazione comunque a sé, però mi ha colpito molto che tu hai detto una cosa bellissima. Tu dici a me non piace quello là che parla di mafia nelle canzoni e poi dal vivo è un cos'è che hai detto? Un pollo con le no? patate. Abbiamo visto adesso, tra l'altro come artista, parlo a livello di numeri e qua ci vuole anche a livello imprenditoriale, l'ho stimato molto perché comunque prima del suo arresto è stato praticamente, lo possiamo confermare con numeri in mano, praticamente al tetto d'Italia. Parlo di Nico Pandetta. Cioè, Nico un Pandetta amico. però è uno che ha dei testi molto potenti. Cosa ne pensi di Nico Pandetta? Anche perché abbiamo visto insomma dei feat abbastanza popolari. Io perché ho sposato l'amicizia, perché innanzitutto parlo di amicizia, l'amicizia è il lavoro di Nico, perché Nico comunque nel bene e nel male, anche quando dice una cosa pesante che non è un buon esempio, ok, quando dice una cosa terribile che non è un buon esempio, Va detto comunque sì. sono cose che per quanto sono pesanti il ragazzo ha avuto quella vita, conosce quella vita, quindi se me lo dice un Nico io sono ok bro, certo che lo puoi dire nelle canzoni. Con questo non voglio dire ragazzi siete fighi se fate cose brutte nella vita, completamente, perché ci sono artisti super validi che spaccano il culo, facciamo l'esempio in Italia, Shade mai ha fatto il criminale in una canzone, ma Shade però se fa freestyle ti fa un culo così, se fa una canzone sa fare bene una canzone, è bravissima anche se non parla di criminalità, quindi cioè, tu puoi essere forte e spacchioso anche se non fai il duro. Capito? Perché, ora riprendendo prima, perché ho sposato io l'amicizia con Nico e tutto? Perché Nico comunque era real e vedevo che aveva la fame negli occhi e tutto. Addirittura io sono stato un po' l'Eminem di Nico, perché questa la sanno poche persone. Ai tempi Nico era neomelodico. Sì, ma diciamo che qui a Palermo, in Sicilia, lo sappiamo tutti, Esatto. il percorso, no? Un giorno mi arriva a me un messaggio in direct, ed era Nico Pandetta. Ah, quindi ti ha scritto lui? Certo, e lui mi ha scritto, bro, a Catania sei leggenda, senti, io voglio fare la trap, tu sei per me, insomma, l'Eminem di siciliano. Sì, mi ha fatto dei Ma anche bellissimi perché- complimenti. no, anche per perché- moderato. No, ma c'è da dire, no, c'è da dire perché poi, ma anche chi ci ascolta da casa, io che conosco più o meno i tempi, il periodo storico, l'Elfo, quando in qualche modo Nico Pandetta era partito che faceva neomelodico, tu già eri abbastanza in hype. Sì, era Nico sì, Pandetta sì. non era partito. È stato al fondamentalmente. contrario. Quindi ci credo. È stato prima lui. Sì, no, però io No, vi ma ci giuro, mancherebbe bugie non ne altro, dico no, ma ci mai, ragazzi. Cioè Nico potenzialmente ascoltava prima lui perché ancora Nico... No, lui già era in hype, Era perché già poi avviato. comunque voglio mettere un punto. Tu in Storicamente. realtà- sì, storicamente. In realtà non è che riconosce, non è che i brani andavano virali solo in Sicilia, perché comunque sono usciti anche un po' in tutta Italia, no? Sì, io sono contento perché comunque... Cioè, ho visto dei numeri che sono praticamente... Ma paradossalmente se vado a vedere le mie statistiche, bro, la prima città che mi ascolta è Milano. Cioè, no senza. Seconda un città sacco tipo di Roma, siciliani. terza città tipo Catania, poi Palermo. Cioè, cresi, Sì, no, capito? ma- Voglio dire, cresi, no. veramente. Una domanda sorge spontanea perché visto che parliamo di città. Scusa, perdone, fammi chiudere la parentesi. Sì, prego, perché- vediamo- lui prego. mi mandò quel messaggio, Nico, della serie, bro, voglio fare la trap. Io già stavo volando, perché tu, guarda, il messaggio di Nico Pandetta e già stavo volando. Ho detto, minchia, che cazzo vuole? Poi ho lui detto- voleva fare la trap, Lui non rap. Lui mi ha scritto palesemente, frate, Luca, tu per me sei un rap per dire in Sicilia, mezza in persona, ma fai rifare a trap. Ho detto, fratello, mezza parola, ti porto da Funkyman. E da lì è nata Collaborazione. Trap King, la sua prima canzone è Trap, in studio da Funkyman. Perché io ho detto, vai da Funkyman, tranquillo, che tipo che ci abbissiamo e la facciamo il lavoro assieme. E da lì nacque Trap King. E Allora, poi Nico è diventato il Nico che Allora, oggi conosciamo. io posso dirti che lui fondamentalmente, a mio avviso, è un mio parere, ma parlano i numeri, quindi non è che poi diventa un parere personale. Come numeri parliamo? Sì, ma no? è un dato oggettivo. Lui comunque col trap, che secondo me poi lui faceva più che... Ci sono stati anni, ha fatto un po' di trap tone, mischiato generi. Cioè comunque ha fatto dei numeri che nemmeno Sfera Ebbasta in quel periodo faceva. Cioè Voglio. comunque ha Una- raggiunto dei un'altra livelli cosa, un'altra cosa, impressionanti. ragazzi, un'altra cosa per cui lo stimo tantissimo. Nico non si è mai nascosto. Quando io parlo con Nico, anche facciamo una diretta per giocare, parliamo.
quando c'è la battuta, io dico, fratello, ma ti sei buttato sei altolocato nei piani alti. Lui mi risponde sempre davanti a 3.000 persone in live, fratello, tu lo fai per passione, io per i soldi, per numeri. Uno è più sincero, dico sì, come cazzo fanno sti male? Quello mi dice, fratello, io sono uno squalo. E allora chi c'è a dire? Sei numero uno, perché te lo stai anche dicendo tranquillamente. Infatti io ho sempre detto questa cosa anche in altre puntate. Qua abbiamo avuto ad esempio Tony Colombo, ne abbiamo anche discusso con lui. A livello imprenditoriale secondo me è potente. Il marketing. Fortissimo, cioè, secondo me è potente. A livello di marketing, a livello anche con questi TikTok melo, c'è questo modo di fidelizzare. Lui c'è stato un periodo, perché poi racchiudeva più anni, che a livello di fidelizzazione col suo pubblico, ragazzi, manco Jolier oggi, manco Anna Pepe. Nico in questo momento, cioè, ma seriamente, un fan di Nico, veramente è uno dei fan più forti, è uno della categoria fan più forti a livello di artisti. Cioè Nico c'ha dei fan. A livello di fidelizzazione ci sono persone che ascoltano Nico Pandetta e basta, forse non sanno neanche cos'è la musica, l'altra musica, c'è solo Nico. Però aggiungiamo pure che la mafia resta una montagna di merda, dico questo. Senza ombra di dubbio. Però attenzione, c'è da dire una cosa. Sempre da testi, assolutamente, ma ci mancherebbe altro. Lo diciamo prima che qualcuno da casa, insomma. Secondo me questo deve stare alla base di qualsiasi artista, dico ci mancherebbe altro. Però c'è da dire una cosa, che comunque lui il Tetto d'Italia, adesso non voglio dire una minchiata, però comunque erano brani leggeri, adesso non ricordo, non voglio dire cose che non ricordo, non credo che parlasse di cose, a parte quella là, come si chiama la canzone, quella Scappo vado via, però molto ironica. Sì, ma comunque canzoncini. Sì, nel senso non c'era proprio un'intenzione. Delle provocazioni, secondo me, proprio legittimate dal suo personaggio. Anche per vicende personali, familiari, che lui ha sempre espresso legittimamente, insomma. Quindi, certo, poi ovviamente tutto è massimo rispetto alla persona. Assolutamente. Nel senso, ragazzi, io l'ho sempre detto anche nelle mie canzoni, a me il discorso, diciamo, grande criminalità non mi è piaciuto. Non che mi piaccia la microcriminalità, però sarei anche un ipocrita a dirti, sai, che io nelle mie avventure per strada non ho 1000 amici di qualunque tipologia. Io conosco l'avvocato legale, la persona per bene, ma ho conosciuto anche delle persone molto importanti. Con situazioni particolari. Sì, ma non perché a me volevo farmi vedere con persone particolari, perché sai, crescendo per strada realmente poi hai a che fare con chiunque. E allora, Luca, quanto conta Catania e la Sicilia nella tua vita e nella tua musica? Tutto, bro, tutti i miei racconti, tutto il mio immaginario nelle canzoni, le atmosfere, le rime che creo, la forza di volontà, la forza di combattere quei pazzi, la resistenza fisica e mentale. Catania io gli devo tutto, è la mia energia, è il vaso di Pandora. Se fossi stato a Milano, secondo te, se fossi tu stato a Milano rispetto a Catania, saresti emerso meglio? Ma capace ero un pupazzo, capace che facevo gang, tipo Anna Pepe. Pistola, quindi nessun rimpianto? No, allora, probabilmente morirò povero, ok? Povero, pazzo e disgraziato, probabilmente. Però minchia bello. Cioè, io quando ho una soddisfazione, è una grande soddisfazione, capito che ti voglio dire? Se mi entrano dei soldi con la musica, chiaro, non sono ricco, però minchia sono entrati dei soldi con la musica che voglio io, con i messaggi che mando io, con la vita che faccio io. E con il lavoro che ti piace fare. Sì, sono molto felice. Poi chiaro, non sono io, ripeto, morirò povero, pazzo, qualche situazione bruttiva, però è positivo comunque. Molto positivo. Leopardiano. A proposito, vai. L'ultima perché è collegata a questo discorso e poi... Un messaggio lo diamo ai giovani catanesi, palermitani, messinesi, ai giovani del sud, del mezzogiorno, insomma in generale, insomma un messaggio tu che vuoi dare alle persone che da casa ci seguono e che seguono soprattutto la musica, il rap e tutto questo mondo di cui tu fai parte, di dove tu sei nato. Ragazzi, siamo noi una grande famiglia, siamo persone che hanno il senso del lavoro, le mani ce le siamo sempre sporcate. Ok, questo non vuol dire che dobbiamo dare per forza dei messaggi brutti. Anzi, dato che noi abbiamo un certo potere anche con le parole, se parliamo di criminalità in Italia ci ascoltano, facciamolo capire che in realtà dobbiamo essere tutti più buoni, più bravi. Cioè, dobbiamo essere buoni non solo a Natale, anche tutte le altre volte. Se una persona ti chiede una sigaretta, tipo, ti chiede una sigaretta, tu non ce l'hai, nessuno dei due deve uscire il coltello e ammazzarti, capito? Io non ne ho sigarette, tu non ne hai nemmeno, fratello, aspetta che ora la chiedo in giro e ce la dividiamo. Questo è quello che dobbiamo fare noi siciliani, tra di noi e con tutti. Un messaggio bellissimo, cioè nel senso dovremmo aspirare a questo. Sì, ma già la vita è brutta, perché essere brutti anche tra di noi? Io sono il primo che è esaurito, però dobbiamo anche pensare alle cose belle. Invece di scrivere un commento brutto, ora tu probabilmente scriverai sotto questo reel, questo è un maledetto,
speriamo che gli succeda una cosa bruttissima a questo ragazzo, a questo rapper. No, vai a masturbarti, oppure vai, accendi la PlayStation, gioca al tuo gioco preferito. Messaggi fratello. per la salute. Ma guardati un video di Ciccio Gamer che si apre l'hamburgeria, che fa cioè, È stato tranquillo. criticato tantissimo Ciccio Gamer, il Speriamo nostro di averlo Ciccio. qua. Lo dovremmo avere qui questo. Ciccio Gamer, no. Perché no? Ciccio Gamer, ma no, non credo. Ciccio Gamer, stai guardando? Vieni, Lo fratello, salutiamo. vieni qua. Vabbè, insomma, se vuole venire. Noi lo invitiamo Ah, lo intanto, invitiamo, perché lo comunque invitiamo. 2 hamburger, sai, insomma, le porta pure, li assaggiamo. Attenzione che noi a Palermo abbiamo Ciccio, stanno litigato, quindi C'è dobbiamo capire una quale c'è una fight, Dobbiamo capire quale Facciamo Ciccio. uno e l'altro. Però Li vedete, portiamo insieme, sarebbe Mettiamo bello. posso dire una insieme. cosa, prendete esempio da questa faida, comunque c'è anche due Mister Panino che si Bella stanno questa cosa. facendo la guerra, ma come? A colpi di social, la mia lattuga è più fresca, il tuo viewstel è più piccolo, bello così, nessuno sta rischiando niente di grave, è bello, questo è un confronto sano nel 2026. Sì, vabbè, comunque oggi sui social si vede di tutto, Poco fa ne l'abbiamo anticipato, c'è una cattiveria Tu ne hai la gratuita. laurea in questo. Io ho la laurea perché diciamo che di gogne mediatiche ne conosciamo tantissime. Invece volevo chiederti, Luca, un minuto. Sì, sono stato anche a trans. Non era questa la domanda? Taglia. Nella vita. Dato che parlavamo poco fa di Milano, insomma abbiamo avuto un accenno con la domanda di Alessandro, oggi nella sfera catanese e soprattutto siciliana, perché in realtà a Palermo c'è pure qualcuno, adesso non ricordo come si chiamano, ma stanno emergendo dei giovani. Sì. Cosa ne pensi di questa nuova leva? Perché su TikTok vanno virali, Ce n'è uno che si chiama Ivan B, una volta l'ho beccato all'aeroporto a Milano, questo qua, bravino, dico, simpatico, perché bravino, attenzione, poi secondo me è tutta una questione di ascoltare più volte, perché ti spunta di contenuto su TikTok, ti entra in testa e lo dici, ok, e questo secondo me è la forma di marketing massima che oggi abbiamo Io sarò, di ogni artista. sarò cattivo, no? Però mi introduco così lui risponderà. Però non è vero che tutti possiamo fare tutto nella vita. Ragazzi, nasciamo con delle... Non è vero che tutti possiamo fare tutto, nel senso che ci sono ragazzi che non sono bravi a ballare ma ballano. Ci sono ragazzi bravi che vogliono cantare ma non sono bravi a cantare. Però è funzionano. oggettiva. Ma il problema è questo, c'è il social di cui parlava lui, no? Che fa apparire che tutti possiamo fare tutto. Non è vero. Perché magari lui sa fare il suo mestiere, ma magari lo metti dietro un'aula di tribunale a fare l'avvocato e dice no, io non me la sentirei a parlare in vengo pubblico. arrestato subito, Ecco, quindi vedi, ognuno di noi, no, ha delle peculiarità, questo lo dobbiamo dire. Ma No, anche, va detto, non voglio tutti possiamo avvalorare fare ancora di tutto. più quello che dici. Basta pensare questo, ragazzi, sì, i sogni sono importanti, ma ci sono anche dei limiti. Sognare è bello, ma ci sono anche delle tristi realtà con cui tu puoi avere a che fare. Io ad esempio ho sempre sognato di ricevere la letterina per Hogwarts dalla scuola di magia. Non esiste. Siamo in due. Non c'è. Aspetta ancora. Non c'è. Vabbè, comunque, cosa ne pensi? Tu l'aspettavi la letterina di Hogwarts e non ti nascondere, tu Sì, l'aspettavi. certo, ovvio, l'aspettavo tu pure. saresti stato un Mondo magico, bello. saresti stato un serpeverde pure lui, sicuramente. Non lo so, allora io nel mio cuore mi sento un grifondoro, però poi decide il cappello. Quindi io bene, non facciamo- posso facciamo dire. decidere Chi lo sa, il cappello. chi lo sa, No, decideremo. torniamo alla domanda, cosa ne pensi della nuova leva, del nuovo rap, soprattutto quello catanese, siciliano? Io vengo da altri tempi, grandi, in cui il rap per me è quello che ti dico io. Sento che vorrebbe dire qualcosa di non bello No, lo dico. Io sono quando mi eccito faccio così con le manine a volte. e quindi cioè, lo appoggi o non lo appoggi? Io sono... Allora, se parliamo col mondo del rap, lasciatemi in pace, per favore. Sono cazzi miei. Se parlo con l'occhio di oggi, di un ragazzo comunque tipo che deve anche aprire gli occhi, perché comunque oggi le cose sono cambiate, punto. Cioè, è bello mantenere i miei ideali, ma non vuol dire che tutto fa schifo. Certo, per carità. No, Per la ma situazione in ognuno cui c'ha- c'è, per il mondo discografico e tutto, sono super felice che ci sono Ivan B, Mated, CJ. Esatto, Mated, sono sì. molto felice. Bravi ragazzi, bravi, è giusto così. La Sicilia finalmente si sta facendo sentire. Poi che quello è l'industria, dietro non mi interessa niente. Sono contento che ci sono ragazzi bravi, perché a fare quello che fanno sono bravi, che stanno rappresentando la Sicilia anche in quel contesto. Bravi, io sono con voi. Vabbè, Continuate. sì, è un bel messaggio, ma in realtà comunque credo che abbiano anche nel loro essere, nel loro modo di comunicare, tanto stile. Ma domanda importante, tu magari ne saprai più di me. Dietro questi ragazzi ci sono delle produzioni milanesi? O sono, non credo... Non, Catanese no. non hanno produzioni catanesi. Catanese ha, Ah, no, ok, lasciamo stare i palermitani. In questo caso parliamo... non lo so, Ivan per certo
ha firmato con Warner, ma la produzione è tutta catanese, i ragazzi che lavorano con lui sono tutti catanesi, dal videomaker ai grafici, Ok. o se non sono catanesi sono siciliani. Ok, va bene. Insomma, comunque, intanto in bocca al lupo a questi ragazzi che stanno bravissimi, facendo molto, bravi molto bene. ragazzi, C'è bravi. Poi c'è da avrò una dire. domanda molto forte, però mi dici tu quando la devo Falla, fare. vai. Posso Sì, farla? siamo già al club. Prego, non ti preoccupare. Che c'era il filo dentro la cosa della sedia, mi stavo impazzendo. Allora- Vabbè, è proprio real lui così. No, proprio, sì, secondo me sì. Cioè, spontaneo. non può snaturare, cioè lui Ma come lui si secondo- alza no, secondo me è lui una è nuova avventura, no? viva la giornata, dici. Ho l'innocenza di un bambino e i reati di un pregiudicato, non so che dirvi. E gli occhi di un elfo. E gli occhi di un elfo, Secondo sì. me lui è tipo quella persona perfetta, quell'amico perfetto per il sabato sera, Sì, no? Il sì, venerdì sì. sera, no? Il weekend. No? No, io secondo me penso che sia l'amico giusto quando uno si sente tristezza, va da lui. Cioè tu già lui ti fa passare tutto, no? Aspetta, mi dicono dopo mezzanotte e mezza diventa cosa? Si trasforma. Allora, poi, nel senso, no, ora scherzo, poi mi reputo io un ragazzo. Io ho fatto tante cazzate, faccio tante cose vergognose. Se penso alla mia vita e penso a certe cose, io mi faccio schifo da solo, una persona orribile. Però poi, di base, veramente, io mi reputo un buon amico. Bozzo l'ho sempre voluto bene, Manuel l'ho sempre voluto bene, Gianluca, tutti i miei amici io li stimo, li rispetto e sono sempre molto educato e molto amico. Però certo, io a volte, nel senso, una delle mie personalità esce fuori, anche perché avendo queste cose, poi tipo, mettigli le droghe di mezzo, l'alcol e tutto, e a volte esce Katsuya Mishima. Un E tu Transformers. non puoi dire no a Katsuya Mishima. Devi Cazzo assecondarlo sarebbe- un pochino. Che cosa sarebbe? Cosa hai detto? Il? Katsuya Mishima, Ah, e chi sarebbe? il mio alter ego giapponese. cattivissimo orientale. Che no, Giapponese, non seguo Questo è giapponese anime. doc, Katsuya complimenti. Mishima è un personaggio di Tekken. Complimenti anche per la pronuncia. Per la pronuncia. è facile, Katsuya Mishima. Credo che gli venga facile proprio perché è catanese. Arigato cosa ne Può massa. essere. L'accento lo aiuta. Sì, sì. Diciamo pure questo, una domanda forte. Sì, sono stato a trans. No, non è questa. Ah, ok. Ma davvero? Sì. Eppure sai che noi una puntata sul transgender dovevamo farla. A sto punto come Chiamo lui e lo mettiamo magari come un... controparte. Sì, no? sì, qualcuno. Vabbè, che- alla fine dico sti cazzi, no? Sì. Sti cazzi per forza, si parla di trans. Ti è piaciuto almeno? Ma però, ma quelle ragazzi, Dai, sentiamo che cosa dice su una tematica così. ma lì è avanguardia, lì è una roba bukowskiana, no? Perché tu scopri che il politico, il calciatore che è stato con Belen Rodriguez, è stato con chiunque poi... Ma non è perché quel ragazzo ha dei problemi psicologici. Ce li ha sicuramente, ma è più una cosa proprio folcloristica, capito? È un po' un carnevale a Rio dentro di noi. Così devi Siamo a vedere. tema di carnevale. Aspetta. No, perché mi piace entrare su ma che si intende in Gli questo ha dato un caso? assist pazzesco. No, perché sono questi argomenti che comunque vanno trattati, ragazzi. Molto interessanti. No, allora, c'è da dire una cosa. Io lo voglio dire. Io frequento il sabato sul tardi, lo posso dire perché tra l'altro ci vado col cameraman Sì? che è dietro le quinte. Ah, che sto scendo fuori, che state combinando No, tutti e allora, due. no, il sabato sera sul tardi, perché fortunatamente finisce tardi, io frequento un locale fondamentalmente frequentato da gay. Ah, vabbè, io Io sono avevo già straight, no, nulla contro, però dico un locale. Gioacchino, ora stai dicendo quella cosa, sì, perché io comunque No, amici no, gay no. vado nei No, locali no, ma gay perché è seriamente- pieno di ragazze. Pieno di fratello, ragazze. sotto a te piace qualcosa che non No, ci no, sta guarda, potendo dire. lo direi ufficialmente. Comunque dico, sai che problematiche, lo voglio dire, soprattutto il nostro camera, sai che problematiche abbiamo riscontrato ultimamente all'interno di questi locali? Sì. Che di base, appunto, è pieno di gay, ma anche di donne etero, ragazze etero. Ma molte di queste sono travestite e fatte bene. Ora, io che sono, raga, magari una mentalità all'antica, ma ognuno è libero, no? Ma ho dei gusti differenti. Diventa preoccupante. Cioè, che c'è? Sto dicendo di così contro. No, nulla. Io ero sempre pronto, sono sempre all'agguato quando dici, sai che anch'io. No, tranquillo. No, allora, diciamo, al di là di tutto, intanto al di là dei gusti personali che sono ovviamente. No, ovviamente, scusami se è ti tutto interrompo. Questo personale, per dire nulla- che comunque oggi con le chirurgie, Certo, sì, con sì, l'apertura sì. mentale che fortunatamente Certo, sta assolutamente, andando- No, seriamente ci sono delle donne, Nulla in contrario. anzi degli uomini strarifatti che sono delle donne a tutti gli effetti.
Come anche molte donne rifatte che sembrano Fatti tutte bene. uguali, no? Stesse labbra, stessa Esatto, faccia, bello, stessi verissimo, zigomi. verissimo. Sono tutte uguali se le vedi. Infatti io Io infatti dico, ma il futuro dell'umanità. sto Comunque, ora a parte la Plastica, goliardia, è plastica. giusto ragazzi, nel senso tipo ogni persona è bella se ha bellezza dentro, tu puoi essere qualunque cosa, può essere travestito, Niente donna, etichette, uomo, niente etichette, bravo. una bravo, pianta, sono un d'accordo. tavolo, l'importante è che sei bella, la bellezza sta in quello che è bello, non in quello che vuole apparire. Senti, la domanda forte era questa. Qual è la tua più grande paura oggi? La mia più grande paura sono io. La cosa che mi fa più paura è me stesso, quello che percepisco, quando non mi riconosco e le cose che percepisco dentro di me. Non ho paura forse della morte, ho paura della sofferenza La che solitudine? che mi affligge. No, me ne frego un cazzo, a volte io potrei stare tranquillamente chiuso in casa per 7 anni di fila, non mi interessa niente della solitudine. Ho paura da questo mi fa paura. stesso. Non la solitudine, avere a che fare con me stesso. Quello mi fa molto paura perché io ho Quindi conosciuto. stare da soli con se stessi. Sì, cioè stare da solo sì, ma se quando io inizio a fare i conti con me stesso è grave perché lì veramente è una grande sofferenza perché inizia. Cioè avere coscienza del proprio io, ok, iniziare ad autostudiarsi e capire che ci sono cose molto particolari e molto gravi, fa paura, a me fa paura. Dove ti Infatti, vedi tra qualche anno, Luca? Onestamente. Io spero sempre più in alto, chiaramente. Spero che tutta questa energia che io metto per difendere i valori di questo genere musicale, tutto quello che faccio, il mio stile, il mio rap, il mio racconto, venga capito da più persone possibili. E quindi spero di essere sempre più in alto. E poi a livello di così, chiacchierando, non so neanche se sveglio vivo domani, per dire. Ma, Allora, un po' di positività. Io so che convive, che infatti ha questo una brava volevo- compagna a volevo chiedere fianco. proprio la situazione Ecco, sentimentale. esatto. Cioè, Io aspetto un sei- piccolo sei elfo. Mi ha sposato? detto che arriverà Sei prima o sposato? poi. No, non sono sposato, però sto convivendo e sto con una persona che mi vuole molto bene. Ha conosciuto per i lati di me orribili che potrebbero far scappare anche la persona più pericolosa al mondo. E lei Accettato. comunque è una persona che mi vuole bene e conosce il bene che ho dentro di me. Nel Bravo. senso, tipo, è una persona che sa che io sono buono, sa che sono una persona col secondo me- cuore. E ha conosciuto anche i lati più terribili di me. Nonostante questo è accanto a me, mi vuole bene. Quindi. La salutiamo, la salutiamo. Sì. Salutiamo, Ciao, amore mio, salutiamo. ciao, Diana. Come si chiama? Diana. Diana, salutiamo Diana. Ciao Diana. Va bene, io fondamentalmente ci sono in linea. Luca, tu vuoi dire qualcosa? Che ci ascolta da casa? Qualsiasi cosa, dici anche un sassolino nella scarpa che volevi toglierti. Considera che cosa importante, questo comunque è questo è comunque un podcast che comunque tu che vieni dall'altra parte della Sicilia, Catania, in qualche modo hai modo di far arrivare insomma la tua voce, i tuoi messaggi in questa Palermo. Poi è ovvio comunque insomma ci ascoltano da un po' Tutta la regione, da nord, tutte le parti, sud, sì, sì. insomma. Ho paura. Messaggio profondo. Lo vedo convinto però. Non importa che tu sia un rinoceronte o un ornitoringo. L'importante è che se muori me lo dici prima. Queste poesie proprio. Ma credo che sia dedicata a qualcuno. Credo che sia. È una dedica. Però sì, ma credo che sia un messaggio, no? Dedicato a qualcuno, no? Non lo sappiamo. Niente. Oh, ragazzi, infatti- ma che sta succedendo in questo Meno male che podcast? ci abbiamo il nostro manager. Stavamo per- Il nostro gelosia era la domanda di Ma chiusura. qualcosa forse bolle in pentola. Cioè, infatti la domanda di chiusura era Elfo, cosa bolle in pentola? Ragazzi, Io so qualcosina, mi hanno ma raccontato. c'è una notizia, tanto prendete scoop perché è la prima volta che lo stiamo dicendo. No, è una bella notizia nuova. Grande fratello. Possiamo? No? Ragazzi, per il mio pubblico di pazzi, per quei pochi che sono completamente fottuti e il loro artista preferito è l'elfo, ragazzi, ma io sto preparando un disco nuovo. Uè, aspetta, lo faccio io, vai. Disco composto da quanti brani? Almeno 10. Non è più un disco, è una serie TV praticamente. No, vabbè, ma dico lunga. tantissimi impegni. Però poi allora deve tornare a presentarlo. Posso dire anche una cosa? Vai. Questo è un modo di provocazione perché vedo che nei social quando uno provoca va forte. Funziona. E questa sarà un'altra volta in cui verrò copiato in tutta la Sicilia e non solo, perché abbiamo rivoluzionato tutto quello che c'era incredibile. Lui non lancia frecciatine, direttamente prende il bazooka. No, però ha insomma. detto una cosa intelligentissima, è vero. Comunque sui social questa cosa ti crea critica, ti crea
interazioni. Guarda, ti dico, io non lo conoscevo, sono sincero. L'ho conosciuto qualche anno fa. Il mio nipote, che aveva 10 anni, ne ha 13. Oggi è andato a scuola per venire qua. Salutiamo Paride. Che il mio Paride fratellino proprio Paride, è numero stato uno. È proprio- venuto da Messina Aspetta, non ho capito, apposta. il piccolino è non mio è con loro. nipote, no, è mio nipote. Paride è venuto da Messina E ha apposta dormito per- ieri sera a casa mia per raggiungerci qui Ciao, e venire no, con no, pensavo noi. fosse Sì, tipo sì, è uno di Paride. loro. No, 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 è mio nipote. Fratellino Paride, Quindi vieni. non ti adesso dico. Ma non lo possiamo fare entrare? È Eh piccolo. beh, no, sua mamma autorizza. Ma possiamo Sì, sicuro? autorizza. Ma sicuro che Si non ci vergogna, bloccherà? si vergogna. Sicuro no. che non ci bloccherà? Lui è- Paride, come si dice a Palermo? No, non voglio essere volgare. Si vergogna. La funcia è qua. Paride. Paride, invece è giusto, fratello, le star si devono fare... Paride, Vabbè, vieni qua, all'ingresso magari, così non lo Scappò, mischino, Scappa, vabbè, lui dai. eccolo là. Grande Paride. Ti lo vogliono salutare, vieni. Guarda, Paride, niente, è timido. Si vergogna. Va bene, allora Comunque, ragazzi, ha lei già è fatto fo- una storia. Comunque aspettiamo questo disco. Disco nuovo, ragazzi. Il titolo? Qualcuno ha detto il titolo qual Ma è? infatti il titolo qual è? Sabola? Il titolo è... Il titolo è... Il titolo di questo disco è Sicilia Bedda. Vero, davvero. Sicilia No, bella, sì. Bello. bene. Cioè, Vedi anche una cosa, posso inserire una chicca per Vai, invogliare le chicca. persone? Ma vai. Ragazzi, ma siccome a me il rap, quello che voi chiamate rap in Italia, ormai mi fa cagare da anni e anni, le mie influenze, voi pensate che ho visto qualche rapper italiano, le cose come vanno oggi? Qualche rap americano? Ho tradotto qualche testo di un americano? Qualche sound di americano? Tutto made in Sicily, fratello. Quindi tutto original. Tutto, Quindi possiamo tutto dire- fresco, casareccio e fatto in casa. Capito? Agnete e sugo e finiva a Finiva Dio. No, volevo una parentesi che fa ridere da morire con queste uscite che fa provocatorie. No, ma lui mi ha fatto. Poi mi piace la telecamera, la guarda con una Sì, ma, agguerrito. funziona. Tra l'altro Cyril, secondo me, decollano. No, volevo. Come, Salutiamo, ogni tanto- salutiamo anche Giovanotti. Che è salutiamo venuto qua, Giovanotti che è là. No, tra l'altro, come mi spuntano i suoi reel su TikTok, quindi i TikTok Sì, suoi. sì. L'altro giorno ho beccato, erano le 4 di notte, ero tutto inchiummato, stanchissimo dopo una Come giornata mai? di Come lavoro. mai? Vabbè, perché si sa. Sono curioso E di sapere qual è, perché ne sono tanti. Mi spunta l'elfo con una classifica dei rapper, che lui dice rapper, se così possono definire, italiani. Dico, adesso non voglio dire più di tanto, però mi ha fatto morire. Ma poi mi ha fatto morire quando hai parlato di Anna Pepe. Che picchia l'ha messa Madonna l'ha mia, buttata là fortissimo, sotto. Cosa fortissimo. pensi di Anna Pepe? Questo proprio è quel reel che funziona da TikTok. Cosa pensi di Anna Pepe? Anna Pepe è bravissima, Giulia mia, sei una brava, continua così, vita mia, sei china, hai salutiamo. milioni, ora la tua famiglia starà bene, tutti gli zii che ti fanno a Natale, niente, non si parla solo di te, stai volando, vita mia. Però il rap è un'altra cosa. Se il tuo concerto è una coreografia di Anna Montana, e il tuo pubblico, quando tu da faccia dici vediamo che mi sta guardando e c'è anche gente col ciuccio in bocca, mi braccio un altro bimbo col ciuccio in bocca, e in braccio di conseguenza un altro bimbo col ciuccio in bocca, e poi sono tutti quanti in braccio a una mamma, non credo che sia rap, credo che sia più la Disney live. Ma ti voglio Un bene, po' come tipo, contro te, un po' come te. io non valgo nulla, nel senso tipo tu mi prendi, mi compri, mi metti in giardino e me la collerei pure. Però nel senso il rap è un'altra cosa, è importante dire questa cosa, gli hai ma non fatto vale solo per te una Anna, domanda vale per importante, non tutti. gliel'hai fatta? Una? Su Sanremo, gli hai chiesto. Ah, ora ci arriviamo su Sanremo. Velocemente, quindi Anna Pepe che prodotto è? Anna Pepe, fortissima, fuori classe, non è rap. A me piace, non fa però, parte... a me come stile piace. Poi che non è rap. È brava, bro, nel senso parlo con la mia punto di vista. Anna Pepe è una fuori classe, una professionista. Però non è rap. Quello, cioè, se io avessi un concerto in quella maniera mi preoccuperei tantissimo. Guarderei allo specchio e direi, fratello, aspetta un attimo, siediti e rifletti un attimo. Volevo chiederti, domanda interessante, secondo te il massimo esponente di rap in Italia, italiano, per l'elfo chi è? Massima esponente di rap in Italia che comanda comunque nel mainstream o che è fuori dal circolo del mainstream? Dammeli tutte e due. E poi mi dici il tuo preferito. Ok, fuori dal circolo del mainstream stimo tantissimo, uno che mi viene in mente è Inoki. Inoki comunque fa rap, cioè non gli puoi dire nulla, ha la sua età, è in più uno dei pilastri del rap italiano e continua a fare il rap. Se parliamo di mainstream, uno che comunque ho nel mio cuoricino è sicuramente il dottore Marrakesh. Vabbè, ma questo qua, Marrakesh lo citano tutti quando si parla No, di perché ragazzi, di lì rap. nel senso, lì veramente proprio deve avere tanti cromosomi per dire che Marrakesh non è l'artista italiano più forte che Però ha abbiamo. perso un po' terreno, sbaglio, rispetto agli anni precedenti. Cioè, sentivo dire dei rumors anche da adesso la stampa, no? Che ha perso molto terreno. Che ne pensi? Vabbè, ora becca l'altro, il ragazzino nuovo che è in hype, fa un featuring e ritorna sopra. No?
è così. È comunque intramontabile. Comunque Funziona sì. così, non Allora, loro, ma ripeto, giusto, ragazzi, non è giusto, è così. Lazzaro, alzati e cammina, insomma, no? Ecco, Così, certo, così è suscitare. tipo una specie a un certo punto poi tu dici aspetta un attimo, Ritorna alla lavi i moda. panni sporchi e poi se di nuovo così, un giro così, è giusto. Tu non l'hai mai fatto questo, lo puoi dire. Io fratello nei miei dischi, anche quando io c'avevo l'hype, mi sono preso anche cantanti sconosciute dalla Danimarca. Cioè io veramente ho fatto i featuring in Sicilia, in Italia, anche con gente che veramente non mi ha mai portato nulla a livello di numeri, di soldi. Io l'ho fatto. Cioè se qualcuno dice sei incoerente, no, io l'ho fatto pure. Io quando ero sotto Universal, vatti a vedere i featuring, è muto. Diciamolo, arancino o arancino? Arancini, così ce ne usciamo. Vabbè, Arancini. perché poi c'è Messina, Arancini. Catania, Palermo, allora facciamo decidere a Messinese. Arancini. Arancini? Allora, io ho sempre detto, quando... No, ma arancini è catanese. in no, aspetta, allora, quando l'arancino è tondo, per me è femmina. E quindi gli dico arancina. Quando è a punta, è maschio, gli dico arancino. Così Tutto. ce ne Posso usciamo. dirti una cosa, io ti voglio per bene, me ce ne però- usciamo così. Che Devo, dite? Sentiamo, devo dirti una cosa sentiamo. importante, io ti voglio Sentiamo bene, la però, voce di Catania, va. Sì, sì. io ti voglio bene, tipo veramente sei sovrapposto. Tu, frate, non hai nessuna voce in capitolo perché da voi il patè si chiama San Daniele, non ha nessun senso. Quindi per favore chiudiamo qua Da e voi. lasciamo stare. Come si chiama? San Daniele. Ma cosa? Il patè col prosciutto è famoso, San Daniele. Ah, San Daniele. No, sai, io non lo sapevo. Siamo- No, no, nemmeno io, ragazzi, nemmeno non me lo Ti so inventato. Siamo giuro. andati in un Messina posto. città? Sì, dove c'è lo Io stadio. sono di provincia, forse per questo. Forse ti salvi per Forse questo. io mi avvicino a Palermo. Rimangio le cose di prima, forse No, tu non non lo sono sai. messinese, ok. io sono Una della volta sono provincia entrato in un bar, zona Messina, con i miei amici. Abbiamo visto palesemente il patè dicendo tipo, ce lo può dare un patè? Lei ci guarda, dice, San Daniele. Noi siamo impazziti. Ma noi la chiamiamo un'altra A parte. Messina, ad esempio, i calzoni li chiamano pitoni. Per dire, li chiamano pitoni. E voi come li chiamate? I calzoni. Calzoni. Vedi? E poi per rimanere al tema street food, che era una tematica che ne volevo discutere, hanno ufficialmente tolto con la carne di cavallo? Allora, è una cosa, se ne sta Minchia, parlando. ma peccato. Non è detto. Allora, voglio La dire, legge è in commissione. Che ne pensate? io voglio fare un momento super quark. Si può fare nel reel che mi mettete in questa cosa sottofondo di super quark? Regia, per favore. Questo reel. Allora, perché è una cosa che non ha molto senso bandire la carne di cavallo? Ve lo spiego subito. Perché? Reputare il cavallo un animale domestico, sì, può avere la sua sensibilità ed è una cosa che posso capire. Perché però fare distinzioni tra un pesce, un cavallo e un pollo? Perché pensiamo che il cavallo sia più intelligente di un pesce? Tu cosa sai se quel pesce ha persi familiari e lui lo percepisce? Ha solamente gli occhi aperti, non sbatte gli occhi, ma magari è più intelligente di te. Non fare distinzione sugli animali, se non vuoi che qualcuno faccia distinzione nella tua famiglia. Raga, ma che cos'era? Aspetta, Si è alzato. regia, va bene, chiudiamo così. Signori, questa magica puntata dello Sperone Podcast. Assolutamente Abbiamo avuto magica. un personaggio, lo possiamo dire, fuori dagli schemi. Del Signore degli Anelli. A parte Diciamolo. quello, direttamente... Cazzo sa? Sì, è una sfida, è una sfida. Direttamente da Catania abbiamo avuto il re. E dico, Grazie, possiamo onorato, dire, grazie, sperando che a nessuno dà fastidio quello che sto dicendo. Gli dà no? fastidio tutti quanti, a me sono principi, Un re, re- sindaco, non lo so. Re senza corona, perché non ne ha bisogno, glielo possiamo aggiungere. Bravo, no, Però no, comunque voglio colui bene, che è grazie. stato il massimo, lo possiamo dire, uno dei primi esponenti rap Assolutamente. in Sicilia. Noi vi salutiamo qui dai microfoni dello Sperone Podcast. Saluto da Messina Alessandro Magistros, E da Palermo Gioacchino Mi Gargano. ha fatto ovviamente- tanto piacere, grazie. da Catania il Prego. nostro magico elfo. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao. Ciao.